Non sarà la fine del lockdown, ma quella contenuta nell'ordinanza emanata dalla Regione è una notevole apertura per molti settori del commercio e dell'artigianato. Ecco la lista direttamente dal presidente Luca Zaia. La vendita per asporto sarà effettuata ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, ove possibile. Revoca la disposizione restrittiva relativa a vendite per abbigliamento bimbi, cartolerie e librerie. Quindi possono aprire strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee ferroviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari, opere d'arte nel sottosuolo, quindi gallerie, condotte, tubature, tutte quelle robe, fognature, eccetera, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e lavori di dragaggio, di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata prevista dagli articoli. In poche parole, lavori edilizi. È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo. L'uso agricolo c'è già, no? L'attività degli agricoltori. Per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali. È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. E sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo, in presenza di un'effettiva situazione di necessità. Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio, nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria.